campeggio nasce veramente nei primi anni 90, 94, 95. È un lavoro che mi interessa, che mi piace, nasce su un terreno che era di mio padre. Piano piano abbiamo realizzato delle strutture, prima con un socio, poi da 3 anni lo sto gestendo da solo. Ho rinnovato tutte le strutture, tutte adduzione dell'acqua, scarichi nuovi, i sistemi di riscaldamento dell'acqua, i nuovi bagni, nuove docce, insomma la serbatoio di acqua potabile. Poi chiaramente è stata costruita una tettoia come si deve per il bar, dove c'è l'area comune dove si possono fare delle colazioni, si può cenare la sera, c'è la possibilità di acquistare il pane fresco ogni mattina al bar, i croissant. Poi abbiamo costruito la reception, si è allargato il campeggio, ha aumentato la propria capacità ricettiva, come lì a vista è completamente ombreggiato da pioppi, eucalitti, e poi c'è una parte con un oliveto. Più che altro in questo periodo vengono i piccoli camper, i camperini. L'equipaggio è formato in media da 2 persone, generalmente una coppia oppure con qualche bambino, delle tende. Poi man mano che si avvia la stagione arrivano le coppie, le famiglie con le tende, e tende a diminuire l'afflusso dei camper, specialmente luglio e agosto diminuisce. E aumenta però la presenza di tende, che è la tipologia del cliente alla quale ci siamo sempre riferiti. Noi abbiamo clienti che vengono da circa 20 anni, vengono ogni anno e hanno fatto amicizia, hanno avuto occasione di conoscersi qua, persone che vengono dalla Germania o dal Piemonte o dal Veneto o dalla Lombardia, hanno avuto occasione di conoscersi al bar oppure vicini di tenda. Piano piano questa conoscenza è diventata amicizia, ogni anno si ritrovano qua, ecco. Qua le famiglie con i bambini trovano innanzitutto la tranquillità, trovano la sicurezza perché tutti gli impianti sono a norma, anche il parco giochi è, diciamo che è molto piccolo, abbiamo 4 giochi, però anche questi sono tutti a norma. Però i bambini qua hanno lo spazio, hanno tanto spazio libero dove poter giocare, inventarsi dei giochi, e c'è un canale dove ci sono degli animali, delle papere, i bambini ci vanno matti, ecco. E poi c'è tanta natura, sempre in sicurezza, è completamente recintato. Adesso da quando sono da solo ho consentito l'accesso anche ai cani. Chiaramente devono essere tenuti al guinzaglio, devono avere la museruola, presentare i certificati di vaccinazione, insomma è tutto all'insegna della massima sicurezza. Per le famiglie e bambini, se preferiscono la balneazione, c'è una lunghissima spiaggia a circa 1 chilometro da qua, dove l'acqua è bassa, quindi uno entra direttamente dalla battigia in acqua, però non trova subito 1,5 metri d'acqua, 2 metri d'acqua, ma trova un fondale molto basso che degrada in maniera lenta, per cui i bambini possono fare il bagno i genitori possono restare tranquilli, insomma, per la sicurezza dei bimbi. E poi c'è da vedere, nei dintorni ci sono tanti esempi di archeologia mineraria, essendo questa una zona a vocazione mineraria. Adesso si possono visitare le vecchie miniere, a Bugerru c'è l'esempio della Galleria Henry, dove le famiglie vengono portate da un punto all'altro, da dove veniva scaricato il minerale al punto di raccolta del minerale stesso, vengono portate con un trenino e poi fanno il percorso inverso a piedi su questa galleria che ogni tanto si affaccia sul mare. Poi c'è la galleria di Portoflavia, che è quella interessante da vedere, nella zona le famiglie trascorrono una vacanza all'insegna della natura e anche della cultura, ecco, questo è il binomio. Per cui, ripeto, c'è un alto tasso di fidelizzazione, le persone ritornano sempre perché venendo qua e soggiornare 2 o 3 giorni si fanno un po' un'idea, diciamo,
un po' primitiva, ecco, delle cose che ci sono da visitare, poi tornano e ci stanno anche 2 settimane, la vacanza viene prolungata, ecco. Questo è un campeggio, diciamo, per gli amanti della natura, hanno la possibilità di arrostire, c'è una zona barbecue, hanno la possibilità di mangiare sia presso la tenda o presso il camper oppure in un'area comune loro dedicata. E poi, ripeto, una cosa importante per le famiglie, qua non c'è animazione, c'è il divieto assoluto. Io ricevo tante richieste da ragazzi che vorrebbero venire a lavorare qua e fare dell'animazione, ma sino a quando ci sarò io non credo che l'animazione, qua l'animazione la fa la natura stessa, la presenza degli animali, degli uccelli, delle piante, insomma. Ecco, io mi rivolgo a quel tipo di cliente. Chiaramente chi cerca il divertimento notturno non viene al campeggio Hortus dei Mari, ma va al campeggio di Villa Simius, va nelle megastrutture dove c'è la discoteca, insomma, dove trova gli svaghi, oppure va a Rimini, ecco. Qua è, diciamo che è un'altra storia. La nostra struttura è semplice, ma contiene tutte le cose più essenziali, dalle docce con l'acqua calda, senza gettone, l'acqua potabile certificata. Abbiamo tutti i servizi per mettere i campeggiatori a proprio agio, quindi venite a trovarci e credo che non ve ne pentirete, anzi, se poi avete dei problemi, dei suggerimenti, noi siamo chiaramente pronti ad accogliere il vostro suggerimento, sempre guardando al futuro per migliorare la struttura e per far sempre meglio le persone che vengono a trovarci. Ciao, buon viaggio. Ciao, ciao. Ciao.